Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla 47esima lezione di Radiestesia Basic dal titolo Coraggio e Purezza, proprio perché oggi vedremo due circuiti molto importanti, uno sul coraggio e uno sulla purezza interiore. Parliamo prima di tutto di questi circuiti che lavorano a livello psicoemozionale su una persona, allo scopo di stimolare qualità positive specifiche necessarie per superare gli squilibri energetici e indispensabili per una corretta crescita spirituale. Bene, vediamo prima il coraggio. Il coraggio nel senso di affrontare, di rischiare di avere la forza e la chiarezza e la lucidità per affrontare qualsiasi cosa con coraggio. Quindi non è incoscienza, quindi non è che uno si attiva questo circuito e poi va allo sbaraglio contro tutti come un cane sciolto, ma è proprio qualcosa che dà la possibilità di avere un coraggio intelligente e cosciente di quello che si fa. Quindi come si attiva questo circuito sul coraggio? Si mette la fotografia e lo si posiziona in un posto sicuro, non c'è bisogno praticamente di orientarlo al nord o al sud per il semplice fatto che c'è il pallino e quindi non c'è bisogno, c'è l'OM, quindi c'è il suo disimpregnatore e quant'altro. Lo si mette con una fotografia e lo si posiziona in un posto sicuro, questo per fare in modo che a livello psicoemozionale voi superate gli squilibri energetici, ad esempio in questo caso qui sul coraggio, quindi questo serve per attivare e dare più forza al vostro coraggio intelligente. E poi dopo lo affianchiamo perché appunto in questo periodo in cui l'Italia è messa sotto, come si suol dire, pressione, molte persone insomma per dare un esempio, vivono con la mascherina in casa addirittura, non solo fuori, si sono visti vari, come si dice, momenti di stress, di tensione, quindi questo coraggio qui intelligente penso che sia molto buono. Poi lo affianchiamo perché può essere, come si dice, possono andare in simbiosi questi due circuiti con la purezza interiore. E cioè cosa serve la purezza interiore? La purezza interiore serve nel senso di favorire lo sviluppo, di affiorare questa qualità, allo scopo di esprimerla in ogni momento della vostra vita. Quindi la vostra purezza seguita e coadiuvate dal vostro coraggio vi daranno sicuramente una qualità di vita superiore. E come si usa? Si mette anche qui la vostra foto o il testimone della persona a cui volete in un certo senso stimolare la purezza interiore e se lo lascia tranquillamente a decantare, a riposare e a lavorare a tempo indeterminato fin quando voi pensiate che sia giusta questa cosa. E quindi mettiamo il coraggio e la purezza interiore insieme, è un bel gioco e questa è la lezione numero 47 che serve appunto per coagulare, rinforzare in voi dopo questi periodi durissimi sotto pressione, chiusi magari anche in casa, il coraggio di rinforzarlo e anche la purezza interiore che venga valorizzata. E vi ricordo, questo non serve a dare praticamente l'impeto, la forza, il nervosismo e quant'altro, serve solamente a darvi il coraggio intelligente, quello in cui bisogna sapere fare le cose giuste al momento giusto, chiaramente coadiuvato dalla purezza interiore. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazio di avermi seguito fino qua, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!